Centro Sportivo Bottagisio, per la 24esima giornata del campionato Primavera 4 Girone A, si affrontano la Virtus Verona e l'Arzignano Valchiampo. Dirige l'incontro il signor Valenti, coadiuvato dai signori Sivo e De Vito. La prima occasione della Virtus, Ambrosi riceve da Olivieri, cerca di divincolarsi dalla marcatura e appoggia verso Tacchella, anticipato dall'uscita del portiere. Risponde l'Arzignano con Zec che entra in area e tira. Freddy blocca terra. Contropiede dell'Arzignano. Tognon tira. Freddy ancora attento. D'Eredità crossa dal fondo. Tacchella gira in porta ed il portiere devia in angolo. Calcio di punizione di Leucci dalla linea di fondo. Il portiere esce con i pugni. Il tiro di Saccomani è respinto e la difesa è libera. Mitrica respinge la prima conclusione di Zec, che poi ci riprova con una rabona. Blocca Freddy. 23esimo, Leucci da calcio d'angolo. Stacco di testa di Saccomani sul primo palo e palla che si infila sul lato opposto. 1-0. Corner dell'Arzignano. Zec tira e Tacchella devia in angolo. Corner lungo, stacco di Campominosi e Freddy devia sul fondo. Sulla nuova azione di calcio d'angolo, la sfera giunge a Zec che conclude fuori dallo specchio della porta. Filippi si libera dal limite e tira, conclusione al lato. Nel recupero il pareggio dell'Arzignano. Calcio di punizione dal limite di Morello, Freddy respinge e Masiero è lesto con il tappin a mettere in rete. 1-1. Il secondo tempo riprende con la battuta dell'Arzignano. Leucci entra in area e mette al centro. Dalbon respinge, Filippi controlla e tira. Il portiere respinge sui piedi di Tacchella che non riesce ad approfittare dell'occasione. Retropassaggio al portiere dell'Arzignano che per troppa confidenza con la sfera rischia di far segnare Smith. Cross di Milosavljevic. Tocco di Smith. Tacchella controlla e tira. Conclusione alta. Corner di Filippi. Testa di Conti. E Saccomani prova a mettere in rete, ma la palla termina oltre la traversa. L'Arzignano in forcing 3 minuti costruisce 3 azioni. La prima con Masiero. La seconda con Buoso e la terza con un'azione corale in area Virtus, ma tutte senza successo. L'Arzignano ci prova ancora con Fracaro, ma la palla termina alta. Ultimissima occasione dell'Arzignano con Masiero, ma Freddy si supera con un intervento prodigioso e salva il risultato. Risultato finale: Virtus Verona 1, Arzignano Valchiampo 1.